L'ha sempre considerato una macchia nella sua carriera di sindaco. Giancarlo Gentilini, da primo cittadino di Treviso, l'aveva sempre difesa, ma negli ultimi anni diceva che era stato un errore di gioventù amministrativa. È la pista ciclabile sopraelevata di Viale Vittorio Veneto, che diventerà un nuovo cantiere non appena sarà ultimato quello attuale sui canali. È una pista ciclabile che non ha mai convinto per come è stata fatta, con lo scalino, quindi è poco sicura, poco utilizzata di conseguenza, e quindi approfitteremo di questo grande intervento di riqualificazione di Viale Vittorio Veneto per recuperare anche due piste ciclabili monodirezionali. I soldi erano arrivati oltre 30 anni fa, grazie ad un bando che stava scadendo e che il comune di Treviso aveva preso al volo. Forse la fretta nella progettazione o i tempi stretti della realizzazione hanno prodotto disagi e proteste che ora cesseranno, perché dove oggi si recupera Sponda ci sarà spazio per un'altra pista verso il centro, mentre l'altra, eliminando lo scalino e riducendo il sedime, sarà la ciclabile verso la periferia. Ma attenzione, non ciclopedonale, perché ai pedoni verranno totalmente restituiti i passeggi. È un'opera sentita, la sensibilità nei confronti dei ciclisti per noi è prioritaria e sempre più forte, e quindi vogliamo riconsegnare questo viale con una nuova veste, con due piste ciclabili completamente rifatte e sicure, con le sponde dei canali rifatti, con una nuova illuminazione.